Buonasera e ben ritrovati a Friuli Economy. È come sempre un piacere avervi qua con noi, con questo studio rinnovato e anche questo parco luci davvero importante. Ringrazio Elena Bezzutti. Buonasera Elena. Grazie. Benissimo, e lanciamo subito il tema di questa sera. Si tratta di un'indagine sull'universo colf e badanti in Friuli Venezia Giulia che come Friuli Economy abbiamo voluto portare avanti anche con l'ausilio di alcuni nostri telereporter. Vediamo subito di presentare gli ospiti che abbiamo in studio, anche perché saranno anche diversi i servizi che andremo a commentare insieme. Allora abbiamo con noi Alberto Gallas della Gallas Group. Buonasera Gallas, e se ci racconta un po' questo gruppo in sintesi di che cosa si occupa. Buonasera a tutti intanto. Gallas Group è un'agenzia del lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro, appunto, che si occupa ed è specializzata in ricerca e selezione di personale domestico, quindi tutto quello che riguarda appunto il mondo golf, badanti e compagnia. E nasce nel 2012, inizialmente con la sede di Udine. Dopodiché nel corso di questi ultimi anni sono poi state implementate le filiali di Cervignano prima, di Trieste e adesso tempo un paio di settimane sarà in apertura anche la nuova filiale di Pordenone. Ecco, un'ultima domanda Gallas, sì. Poi passiamo anche agli altri ospiti ovviamente. Più o meno quante badanti avete voi mensilmente? A 4 anni di distanza ormai dell'apertura. Ma diciamo a livello di ricerche mensili ci attestiamo complessivo un po' di tutti i vari uffici, oltre il centinaio di ricerche mensili, ecco, questi quindi, sono i volumi che noi avete una buona esperienza e quindi sarete sicuramente qualificati questa sera per parlare di questo tema. Ecco, poi abbiamo con noi anche la Tiziana Traversa, che è un'infermiera libera professionista. Buonasera, Buonasera. Traversa. E poi non poteva mancare chiaramente un ospite che fosse anche appunto badante o golf. In questo caso abbiamo la signora Zangalazze Kettevan. Buonasera. Buonasera Zangalazze. Bene. E vediamo subito il servizio che ha realizzato Giancarlo Virgilio di Telefriuli, appunto chiedendo ai friulani come si trovano con le badanti con le quali collaborano. Mi scusi, lei ha un parente, un genitore seguito da una badante per caso? Sì, mia madre. Chi la segue, da dove viene e da quanti anni la segue? È una signora ucraina e la segue da un anno e mezzo, 2 credo. Era qualificata questa persona? Aveva seguito dei corsi o aveva solo esperienza accumulata? No, credo che abbia conseguito qualcosa. Non so quale esattamente, io non gliel'ho richiesto, non gli abbiamo richiesto, visto piaciuto praticamente e così è stato, ecco. Ho avuto mio padre che è stato seguito a casa da un assistente, una badante a casa. Ecco, come aveva trovato la badante? Ma non è stato facile, attraverso contatti personali e così amicizie, e è stata consigliata questa signora, ma non era stato facile trovare una persona adeguata a ciò che noi cercavamo. Era italiana o straniera? E era dell'America Latina, era quindi straniera. Si era trovato bene? Assolutamente molto bene, una persona molto garbata, ci siamo trovati molto bene, sì sì. Mi scusi, lei per caso ha qualche parente seguito da badanti? Le confermo di sì, entrambi i genitori, il padre allettato e la madre con l'Alzheimer. I genitori vengono seguiti quindi solo da una persona? Solo da una persona e fino a quando posso seguirli con l'aiuto di questa persona. Convive con i miei genitori, è ucraina, ha 60 anni e l'abbiamo conosciuta tramite conoscenze personali. Che tipo di contratto le ha dato? È un contratto a tempo indeterminato per 58 ore, adesso 58 ore settimanali, con i riposi previsti, una giornata intera dalle 8 fino alle 8 del giorno successivo e un pomeriggio a settimana libero. Quanto guadagna una badante? Quanto guadagna in busta o quanto costa alla famiglia? Quanto costa alla famiglia? 1.800-1.900 al mese, perché è comprensiva di tutto, perché quando c'hai i riposi una persona bisogna trovare un'altra persona perché ti possa stare in quelle ore che la badante deve usufruire del riposo. Ferie pagate, 13ª. Ferie pagate, 13ª.
e ovviamente il vitto e alloggio. Quindi faccia lei 2 conti sulle pensioni che possono essere minime di 2 genitori, grazie anche all'indennità di accompagnatoria, se uno non avesse la casa di proprietà. Comunque è una soluzione migliore rispetto ovviamente alla casa di riposo. Nella mia, lo dico sinceramente, nella mia esperienza, che l'ho maturata in questi mesi, solo aver portato mio padre in una RSA, una residenza protetta, l'ho portato a casa con piaghe e diverse problematiche che la badante in un mese ha risolto. Siamo appoggiati all'agenzia che ha provveduto, cercando un profilo specifico come noi desideravamo, a fare una ricerca. In 4 giorni ci ha fatto la presentazione della signora, ha fatto una settimana di prova e abbiamo provveduto a fare un contratto indeterminato. L'agenzia ha provveduto al contratto, a tutte le pratiche burocratiche, mensilmente ci fornisce la busta paga via email, i bollettini MAV per l'INPS, il controllo dei permessi, orari di libertà, e per noi è un grande sollievo. Abbiamo avuto bisogno di dare un mese di ferie alla signora e loro in 3 giorni hanno affiancato una sostituta che si è rivelata altrettanto valida e che ci siamo veramente trovati bene. Costa un pochino di più rispetto a una gestione tramite il CAF delle buste paga, ma però ti toglie completamente da tutti i pensieri. Bene, di nuovo qui su Friuli Economy. Ecco, cerchiamo di iniziare a fare un po' di chiarezza. Gallas, chi sono gli operatori che in questo settore si occupano della, fra virgolette, fornitura, ricerca, selezione delle badanti nelle famiglie? Allora, la ricerca del personale, i canali che vengono maggiormente utilizzati, il canale ad oggi ancora maggiormente utilizzato è quello del passaparola, con tutti i rischi connessi di mettersi in casa poi una persona di cui non si sa esattamente la provenienza, le esperienze passate, le referenze e quant'altro. Vicino al discorso del passaparola ci sono poi i centri per l'impiego e le agenzie specializzate. A livello di agenzie specializzate che abbiano autorizzazioni, ad oggi, che io sappia, in Friuli non ne conosco altre. Ci sono poi a livello locale tutta una serie di cooperative che vanno ad aiutare le comunità locali, però sono tutte di rilevanza molto, molto piccole, quindi hanno una rilevanza locale. Insomma. È facile trovare delle persone disposte a fare le badanti in Friuli? Dopo 4 anni cosa può dire a riguardo? Cioè trovate facilmente per le famiglie la badante oppure è difficile reperire? No, facile non è, perché altrimenti sicuramente le famiglie non verrebbero da noi. Non è facile perché la selezione di una persona che va a vivere e a lavorare all'interno di un ambiente domestico è un compito molto complicato, perché al di là delle competenze che possono essere di livello assistenziale, ci sono anche poi tutto il discorso caratteriale, perché dovendo avere fare poi molto spesso nei rapporti di convivenza con 24 ore su 24 con la persona assistita, il discorso caratteriale poi quando si va a fare la ricerca è forse la parte preponderante, quindi non è assolutamente né facile né scontato. Di tutte le persone che ci entrano, di cui facciamo le selezioni, diciamo che su 100 poi effettivamente rispondono ai requisiti che noi riteniamo per ritenere una persona idonea, sono in media un 5-10 persone su 100 che andiamo a selezionare. Quindi avete fatto una selezione di un certo tipo. Quanto costa al mese una badante a una famiglia e quanto invece prende mediamente netto una badante al mese per fare il suo lavoro in una famiglia?
Allora, se parliamo di convivenza, quindi il classico Sì, il classico, lavoro, il classico. Esatto, la badante che fa la convivente ad oggi ha la famiglia comprensiva di tredicesima, TFR, ferie, contributi, come diceva il signore nel servizio precedente, indicativamente ha, per un'assistenza, parliamo sempre di persona non autosufficiente, ha un costo globale intorno ai 1.250-1.300 euro. Questo è il costo lordo totale di tutte le spese, più vitto e alloggio ovviamente. Quindi proprio come sborso monetario tra una cosa e l'altra si è intorno ai 1.300 più il vitto e più l'alloggio. E quanto prende invece la badante? La badante mediamente? al netto dei contributi, diciamo uno stipendio base, il minimo retributivo previsto per legge sono sui 960 euro. Se poi vengono rateizzati tredicesima per esempio si va a finire intorno ai 1.000 euro. Ecco. Sì, sì. Più vitto e alloggio. Più vitto e alloggio, più il TFR e più una mensilità di ferie anno, ecco, come tutti i lavoratori. Ecco, nella sua opinione in che cosa vi distinguete dagli altri operatori di questo settore, non so, i centri per l'impiego, le cooperative, le libere professioniste o anche il fenomeno delle badanti in nero, cioè quelle che lavorano molto di passaparola? Ecco. Allora, diciamo che l'idea è nata proprio anche per questo, a monte di tutto sta a fare una selezione che viene supportata al di là degli operatori che sono professionisti fare questo mestiere qua, sono supportati poi da tutta una serie di applicativi, quindi che noi abbiamo, che ci consentono poi di filtrare la bontà o meno di una persona. Quindi la selezione a monte è sicuramente una cosa per noi, cioè il rigore con cui voi appunto fondamentale, assolutamente sì. In secondo luogo, una cosa molto importante, anzi forse fondamentale in quello che facciamo, è che diamo l'assistenza alla famiglia, come diceva anche la signora sempre nel servizio precedente, in tutto quello che riguarda il rapporto di lavoro, quindi attraverso la consulenza di un consulente del lavoro, l'assistenza di un consulente del lavoro, ci occupiamo di tutta la parte burocratica, quindi dalle buste paghe ai contributi INPS, e in più diamo la reperibilità alle famiglie tutti i giorni, 7 giorni su 7. Questo vuol dire che dovesse capitare qualcosa alla badante, tra virgolette, titolare, abbiamo poi la possibilità in tempo praticamente reale, con il nostro lavoro, di andare a trovare immediatamente una sostituta. E questo secondo me è il servizio che ad oggi fa la differenza. Bene, grazie. Tiziana Traversa è un'infermiera libera professionista. In che cosa consiste il suo mestiere? Sono un'infermiera, come si può trovare anche in ospedale, e la libera professione si esercita in una maniera un pochettino diversa, quindi all'interno appunto un servizio domiciliare oppure nelle case o anche con delle cooperative che ti cercano e ti mandano dove serve, insomma. Quali sono i servizi più richiesti? Cioè che cosa va a fare nel concreto? Punture, prelievi, flebo, quello che è il servizio infermieristico, igiene particolari su pazienti particolari che possono avere più problematiche, magari portatori di presidi, quindi un po' più delicati, ecco, magari. Ma quindi lei si sente una concorrente del signor Gallas oppure no? Assolutamente no. Noi possiamo considerarci proprio complementari, perché il lavoro di una badante non può assolutamente essere quello di un'infermiera. Quindi in base alla professionalità lei dice assolutamente che è diversa. Bene, un attimo di pubblicità e poi vedremo il servizio di Giancarlo Virgilio che ha intervistato proprio le badanti. Bentornati e vediamo il servizio. Mi chiamo Liuba, già in Italia 14 anni e lavoro badante. Attualmente lavora quindi? Solo per un mese io lavoro. Si è mai sentita sfruttata? La pagavano in regola o anche in nero? No, mai io lavoravo nero, sempre lavoravo pagato contributi, pagato tutto. Ma in questi anni di esperienza come trovava i clienti? Tramite
Agenzia o da sola? Io agenzia mi ho trovato e solo ho trovato che c'è famiglie dove io lavoravo, mi chiami, vieni da nostri familiari o nostre vicinanze. In Udine c'è nostra associazione Friuli Ucraina che aiutare anche per nostri badanti, nostri gente di Ucraina, nostre donne. C'è anche una bella concorrenza fra di voi. No, un poco c'è, sì, un poco c'è. Giovani, quando c'è giovani, preferisco più giovani, no, come noi, non è. Ma anche noi abbiamo trovato lavoro un poco. Mi può svelare un segreto? Come mai vi ritrovate in questo parco, in molte badanti e golf? Dove andare? No, non vado al bar perché se non ce l'ho soldi non posso stare al bar o al mare o qualcosa. Servono risorse per questo, no? Tutto il tempo finché sto qua faccio solo badante. Ho lavorato, no? La mia signora è morta, adesso cerco lavoro. Che tipo di contratto aveva? Aveva indeterminato. Ha provato a cercare lavoro tramite l'agenzia per l'impiego o qualche agenzia? Sono sottoscritta da qualche agenzia, allora fino adesso mi dicono che mi telefonano, fino adesso non mi ha telefonato nessuno. Che mestiere svolgeva in Ucraina? Operaia in fabbrica. Come mai è venuta in Italia? Perché si guadagnava di più? Ma no, perché non abbiamo avuto dopo, quando si è caduta la riunione sovietica, siamo divisi e non abbiamo lavoro, sono stata senza lavoro. Non disoccupazione, sono stata anche già in pensione in Ucraina, perché è troppo poco, adesso prendo come 40 euro al mese. La mia pensione vale 40, sì, in Ucraina. Senta, come vede l'Italia? Vede prospettive? Forse la recessione sta finendo? Sì, ci sono prospettive, però non per me, perché io già un po' anziana, no? È contenta di essere venuta in Italia o ha qualche rimorso? No, va bene così. Per me va bene, altri non so. Abbiamo visto queste testimonianze raccolte da Giancarlo Virgilio a Udine. Ecco, abbiamo qui con noi anche in studio una persona che svolge appunto la professione di badante, la signora Zangalanze. Io le chiederei intanto, signora Zangalanze, lei da dove proviene esattamente come paese? Io vengo dalla Georgia. Perfetto. Faccio lavoro badante. E perché ha deciso di venire in Italia e quanto tempo fa ha deciso di venire in Italia? Mi piace tanto l'Italia, perché gente uguale come il nostro paese, dolce, aperta a cuore, e mi sento molto bene qui, come mia patria. Grazie a persone italiane che fidano noi. Ma lei in Georgia che lavoro faceva prima di venire in Italia? Sono insegnante. Venuta qui questo motivo perché dalla Russia e Georgia fatta guerra nel 2008 e per questo motivo sono venuta qui. Prima io sono stata dalla Mosca, dalla Russia, faceva come commercialista, ho avuto 7 negozi come alimentari, scarpe, vestiti. E dopo guerra tutto è andato male, venuta dalla Georgia, visto tutto rotta, non c'è casa, non c'è terra, non c'è niente. E quando ho telefonato mia amica e dico così che devo fare molto male, anche con una crisi, bisogna studiare figli, che devo fare? Ha detto allora vieni in Italia, qui troviamo bene, come lo so te non fai male per persone, è venuta qui. Esattamente in che luogo è andata all'inizio in Italia, signora? A Bari. A Bari. Io ho trovato molto bene perché conosco famiglie molto intelligenti e aiuta troppo per la nostra famiglia, a me. E dopo quando tutto regolare è venuta qui nord Italia, Udine,
Anche qui trovato bene, aiuta a trovarci lavoro Gallas Group. Voglio ringraziare tanto perché molto gentili, molto educati. E Ma adesso lei da quando è qui a Udine, oppure diciamo così, facciamo un discorso più 2012, io sto dal qui 2012 a e lei in Udine. Italia più o meno dal 2008, Sì. giusto? E in questo momento qua lei si sente di confermare un po' le cifre che ha dato prima Gallas sulla paga netta di una badante? È attorno ai 900.000 euro netti al mese sostanzialmente? È giusto, sì. Sì. Come regolare. Come regolare, paga sì. tutto. Invece se una badante non è regolare, secondo lei quanto prende? O nella sua memoria Non magari lo so. prima? Non ha idea? Non lo so, non voglio dire perché non lo so. E per quanto riguarda invece, diciamo così, attualmente lei è contenta e soddisfatta del suo lavoro? Sì, contentissima, perché trovo bene anche dove vado, tutti contenti. Penso così. Quindi anche le georgiane si trovano bene qui in Italia, ma le italiane, Gallas, vengono da lei a chiedere lavoro? In che percentuale sono? Allora, ad oggi diciamo che la percentuale di persone, uomini e donne italiane che vengono a cercare lavoro e che quindi si propongono come badanti è esiguo a tutt'oggi, quindi percentualmente non lo so, può essere un 5-10% a occhio. Poi c'è una grossa differenza se si parla di convivenza o di rapporti di lavoro invece a ore. Sui rapporti di lavoro a ore ad oggi c'è una netta crescita di persone italiane che vengono a proporsi, che vengono a cercare lavoro. Se parliamo invece di rapporti di lavoro a convivenza, invece lì il numero crolla drasticamente, rasenta allo zero, diciamo. Ma a proposito di uomini, è mai venuto qualcuno appunto a proporsi? Mi rifaccio al discorso fatto adesso per le italiane. L'uomo in questo ambito, in questo lavoro, ce ne sono veramente pochi, sia che lavorano e ancora di meno che vengono a proporsi. Ecco. Quindi il lavoro maschile in quest'ambito qua ad oggi è ancora veramente molto molto marginale. Ecco. Molto marginale, ma di che nazionalità? Mi rifaccio il discorso di prima, nel senso che se parliamo di convivenza, allora generalmente sono persone straniere, talvolta molto spesso sono i mariti delle badanti straniere che vengono, lavorano. esatto, che già lavorano e di conseguenza vengono a cercare lavoro anche loro di conseguenza. Gli italiani ad oggi per i rapporti di lavoro ad ore c'è qualcuno ed è comunque un numero in crescita, per i rapporti di convivenza, quindi quelli 24 su 24 invece praticamente il numero è zero. Il settore però è caratterizzato ancora da molto sommerso, ci sono tante persone che lavorano a nero. Lei appunto che dati ha in proposito? Dati certi ovviamente è difficile darli. Statisticamente i numeri di alcune ricerche dicono che il lavoro a nero è ancora intorno al 40% del totale in questo settore, quindi è un numero enorme. È in diminuzione, quindi le famiglie si stanno rendendo conto di tutti i rischi che ne... E quali sono nello specifico questi rischi? Allora, in primo sono le sanzioni che possono ricevere in caso di controlli o in caso di denunce da parte del lavoratore. Anche per un singolo giorno di lavoro in nero la famiglia corre il rischio di una sanzione di un minimo di 3.000 euro. E in secondo luogo diciamo, il grosso problema è in caso di infortuni. Essendo un lavoro domiciliare, quindi nell'ambito del domicilio, se una persona banalmente scivola e si rompe qualcosa, se c'è un contratto alle spalle, allora diciamo, c'è la copertura da parte dell'INAIL che quindi paga l'infortunio. Viceversa la famiglia ovviamente poi deve pagare di tasca propria e insomma anche una piccola percentuale di invalidità sono parecchie decine di migliaia di euro, ecco. Quindi quello è un altro grosso rischio. Anche perché c'è un sostegno che la Regione dà appunto per accogliere queste badanti ad assistere i propri anziani. Di che cosa stiamo parlando? Che cifre sono? A livello di contributo la Regione Friuli Venezia Giulia mette a disposizione un contributo che è il FAP, il Fondo per l'Autonomia Possibile, che va per una badante convivente da un minimo di 400 euro al mese fino a un massimo di circa 900 euro mensili a seconda delle fasce di reddito. Ecco. Quindi
Per chi ha la badante regolarizzata e fa richieste del contributo e ha i requisiti ovviamente per accederne, sicuramente la Regione Friuli oggi dà un grandissimo contributo. E ci vediamo tra pochissimo con l'intervista fatta all'avvocato Ius. E vediamo l'intervista all'avvocato Ius. Buonasera Elena, buonasera Massimo, grazie della linea, un cordiale saluto a tutti coloro che ci seguono da casa e agli ospiti in studio. Questa sera nell'ambito della trasmissione vi vorrei parlare del decreto flussi. Che cos'è il decreto flussi? È il provvedimento del governo che viene emesso di anno in anno per stabilire le quote dei lavoratori stranieri che possono venire a lavorare in Italia. In passato il decreto flussi è stato utilizzato impropriamente come un escamotage anche per regolarizzare soggetti già presenti in Italia ma clandestini. Come funziona il decreto flussi? Il decreto flussi fissa delle quote in base alla caratteristica dei lavoratori, per lavoratore subordinato, per lavoratore autonomo, ed esiste un specifico decreto per le quote degli stagionali. Come si fa la domanda? La domanda viene fatta per via telematica, va rivolta al sportello unico per l'immigrazione del luogo della provincia in cui poi verrà eseguito il lavoro. Per accedere alla domanda telematica bisogna andare sul sito nullaostalavoro.interno.it e qui compilare il debito modulo. Ce ne sono due, uno è il modello A che viene riservato per i lavoratori domestici e uno il modello B per i lavoratori subordinati. Quali sono i prerequisiti per poter accedere? Innanzitutto bisogna avere un reddito minimo. Per quanto riguarda i soggetti che fanno assistenza e gli non autosufficienti, questo requisito non sussiste. Bisogna poi avere un idoneo alloggio, ci deve essere una proposta di contratto di soggiorno e non ci devono essere motivi ostativi come per esempio essere stati precedentemente espulsi o avere condanne sopra alcuni limiti. Una volta presentata la domanda, in circa 40 giorni si riceve o il nulla osta o il rifiuto al nulla osta. Perché nel passato era stato utilizzato anche per regolarizzare i cittadini illegalmente presenti nel territorio italiano? Perché le quote prevedevano per esempio un certo numero di possibilità per lavoratori subordinati, la domanda veniva presentata come se loro non fossero presenti all'interno del territorio e quindi ottenevano la regolarizzazione. Nel 2016 tuttavia il decreto flussi non prevede delle quote per questi tipi di lavoratori. Il decreto infatti fissa soltanto per progetti speciali, dà una certa quota ai lavoratori autonomi, fissa una quota per i cittadini di origine italiana e per quelli che hanno lavorato all'interno dell'Expo l'anno passato, ma non prevede per altre tipologie di lavoratore subordinato. E anche per i lavoratori stagionali vengono date circa 13.000 quote, anche queste non possono essere utilizzate per regolarizzare. Bene, io vi ringrazio, vi saluto, mandi buona serata. Ringraziamo ovviamente l'avvocato Ius per la sua collaborazione con queste pillole sempre di giurisprudenza applicate alla realtà. Ecco, adesso chiederei a Tiziana Traversa qual è il percorso formativo che deve fare una persona che magari ci sta guardando in questo momento da casa per diventare un'infermiera libera professionista. Naturalmente bisogna conseguire la laurea triennale di scienze infermieristiche per diventare infermiera in primo luogo. Sarebbe bene avere un po' di esperienza all'interno di un ambiente strutturato, quindi una casa di riposo piuttosto che l'ospedale. Quindi dopo aver maturato questa esperienza ed essere un po' più formati, si può affrontare l'ambiente domiciliare, perché nell'ambiente domiciliare siamo soli, non è che possiamo interagire con altri colleghi e magari darci una mano. Quindi c'è una responsabilità maggiore in un certo senso. Perché lei ha deciso di diventare libera professionista e magari non rimanere in una struttura già organizzata?
dopo aver appunto sperimentato varie strutture, mi sono accostata all'ambiente domiciliare quasi un po' per caso e mi sono un po' innamorata del sistema, quindi c'è un rapporto umano spiccato, oltre al lavoro si ha del tempo da dedicare alle persone, questo purtroppo viene meno nelle strutture. Come può una famiglia valutare l'affidabilità e i requisiti di una persona che si candida a fare l'infermiera libero professionista nei suoi riguardi? Naturalmente bisogna essere iscritti all'albo, bisogna avere la partita IVA, che quindi vuol dire avere l'iscrizione Camera di Commercio e quindi un po' di referenze volendo anche, quindi sono tutte cose che vanno verificate, ci si presenta con un bigliettino in pratica. Certo. Insomma. E un'ultima domanda, lei come fa a farsi conoscere, a far conoscere i servizi che può offrire come infermiera libera professionista? A parte che ho creato una piccola brochure dove dietro ci sono tutti i servizi, che qualche volta le persone non si immaginano neanche quante cose possa fare un infermiere, e il passaparola è sicuramente il lavorare bene, cioè essere corretti e onesti. Gallas, ma la sua azienda quando è nata? Quanto tempo fa? Allora, la Gallas Group, l'agenzia, nasce nel 2012, l'anno di fondazione. Il primo ufficio, quello di Udine, è stato aperto diciamo intorno alla metà del 2013. Prima abbiamo dovuto attendere tutto l'iter di autorizzazione da parte del Ministero, che ci ha permesso di essere iscritti all'albo dell'Agenzia del Lavoro. Quanto è durato l'iter? L'iter è durato abbastanza, diciamo indicativamente 6 mesi, diciamo, ecco. E definito quindi l'iscrizione all'albo delle agenzie, siamo riusciti finalmente ad aprire il primo ufficio a Udine nel 2013. Successivamente, dopo circa un anno, visto il positivo riscontro di un'iniziativa che era nata a fari spenti, abbiamo inaugurato l'ufficio di Cervignano, sempre con i medesimi ottimi risultati. L'anno successivo è stato aperto, quindi l'anno passato, nel 2015, l'ufficio di Trieste, che a distanza di un anno sta veramente raggiungendo risultati che erano anche questa volta inaspettati, e notizia fresca, sarà tra un paio di settimane circa, ci sarà anche l'apertura del nostro quarto ufficio, che sarà quello di Pordenone. Quindi una grande crescita che forse neanche si aspettava. No, sicuramente diciamo, la speranza e l'ambizione c'era. Sono state ripagate anche gli sforzi, ma in media quante badanti collocate in un mese? Allora, mediamente diciamo che facendo una stima di massima siamo intorno circa al centinaio di ricerche complessivo di tutti i nostri uffici, ad oggi questo è il numero. C'è anche da dire che i numeri stanno crescendo esponenzialmente, infatti abbiamo dovuto assumere di recente del nuovo personale, quindi da formare, che vada poi a fare le ricerche per conto delle famiglie, proprio perché se un anno fa avevamo 30 di ricerche, oggi a distanza di un anno si è praticamente triplicato il nostro numero. Ecco. La sua attività non è solo economica ma anche diciamo sociale. Quali sono i valori che stanno dietro quello che fa ogni giorno? Innanzitutto, ha fatto benissimo a dire, diciamo, la parte economica è relativa, la parte più importante del nostro lavoro è sicuramente sociale, e quando noi andiamo a inserire una nuova persona all'interno del nostro staff, la prima cosa che viene fatta notare e che viene messa bene in evidenza è che noi andiamo a selezionare delle persone che vanno poi a lavorare all'interno delle famiglie. Quindi l'onestà e sicuramente la concretezza nell'andare a cercare delle persone che rispondono a tutti i requisiti delle famiglie, quella è la parte, diciamo, sicuramente più importante. Ecco. Quindi anche a livello morale si sente ripagato, no? di quello che fa tutta la giornata. Sicuramente sì, il riscontro che poi ci danno le varie famiglie, diciamo che quello è la cosa che vale più di tutto, al di là del discorso sicuramente economico. Ecco, Zangalanze, io le volevo domandare, lei prima ci ha raccontato di una sua esperienza professionale molto variegata anche in diversi luoghi del mondo, finché è anche approdata in Italia, a Bari, poi dopo
adesso a Udine, ma lei nel suo futuro vede ancora la professione di badante oppure pensa che ripartirà e tornerà magari a fare l'imprenditrice, la libera professionista? In questi momenti questo lavoro mi piace come badante. Che cosa le piace del lavoro? Perché quando vado persona faccio gran aiuti per persone anziane. Mi piace persona come dare altra dolcezza, altra carezza, tutto che bisogna. Cioè sì, l'altruismo sì, insomma, no? Così. Ma lei è sempre ripagata di quello che dà, nel senso di ha sempre trovato dei, diciamo così, delle persone di cui si prendeva cura, che sono sempre state gentili, oppure capita anche di trovare persone sgarbate, scortesi? Come dico, c'è tanti, ma per me dico sempre, se tu trovi bene, devi dare persone anziane carezza, dolcezza, tanto pazienza se vuoi andare avanti. Perché noi venuti qui, chi è noi? Nessuno. Devi presentare i miei passi come io trovo mia patria. Io penso quando io passo e guardo persona bene, per mia schiena c'è tanti georgiani che volevo bene persone. Non lo so come dire. Mi sembra abbastanza chiaro il suo ragionamento, insomma, di questa, diciamo così, altruismo disinteressato e anche, voglio dire, di cercare di fare bene per rappresentare al meglio anche il suo paese qui, insomma, no? Mi sembra di cogliere. Ecco, Esatto. adesso siamo davvero in chiusura di questa puntata di Friuli Economy. Io volevo ringraziare innanzitutto Elena Bezzutti per la collaborazione, grazie mille Elena. Grazie a voi che ci avete seguito e ci vediamo alla prossima. E poi ovviamente anche Giancarlo Virgilio per i servizi che ha realizzato, l'avvocato Ius per la collaborazione diciamo così a livello legale e giurisprudenziale, Alberto Gallas della Gallas Group e Tiziana Traversa, un grazie a entrambi. Grazie a voi per l'invito. E ovviamente anche alla Zangalanze Kettevan. E infine saluto con piacere anche Gian Domenico Ricci e Luca Fornasiero che hanno fatto la regia di questa puntata di Friuli Economy. Ci vediamo la prossima settimana, sempre il mercoledì, la grande novità di questa stagione televisiva per Friuli Economy qui su Telefriuli, verso le 19:45. A tutti voi una buona serata e a presto qui su Telefriuli.